Nell'Alto Medioevo il Patriarcato d'Aquileia rafforza il Friuli come entità territoriale e politica. Enrico IV, il 3 aprile del 1077, emette un diploma con il quale investe il patriarca Sigeardo del feudo comitale del Friuli, dando vita allo Stato patriarcale friulano. I patriarchi di Aquileia diventano di diritto vassalli dell'imperatore e signori dello stato feudale del Friuli. Cividale del Friuli ebbe un ruolo molto importante nel periodo patriarcale. Fondata dai Romani nel 50 a.C., l'antica Forum Iuli conobbe diverse vicende storiche causate da numerose invasioni barbariche. I Longobardi nel VI secolo vi posero le basi per il primo ducato, sia essi che i Franchi poi ebbero un ruolo importante per la vita sociale, culturale ed artistica della città. Nell'VIII secolo la residenza patriarcale fu trasferita da Cormons a Cividale per opera del patriarca Callisto. Più tardi i patriarchi ricevevano l'investitura feudale dell'imperatore assisi su questa cattedra marmorea, potere che conferiva loro prestigio su tutto lo stato friulano. Sotto il governo del patriarca Marquardo di Randec, il Friuli conobbe nuove leggi ed un rifiorire dell'economia e delle arti. Probabilmente l'origine della messa dello spadone risale al tempo del patriarca Marquardo. Lo conferma indirettamente il fatto che la spada che è sempre stata adoperata apparteneva proprio a lui. Per antica usanza il capitolo di Cividale investiva il patriarca del possesso temporale consegnandogli la spada. Questa cerimonia risale al 1366, in occasione dell'assunzione del potere civile da parte dello stesso patriarca, un ricordo del mero e misto imperio esercitato un tempo dalla Chiesa cividalese. L'impiego della spada però non offre un significato preciso sul quale tutti possano essere consenzienti. I figuranti che qui indossano costumi d'epoca sono gli interpreti della rievocazione storica che ha luogo al di fuori del Duomo da alcuni anni ed è stata coordinata dall'Associazione Studi Storici della città con la partecipazione del Comune di Cividale del Friuli. Questa spada di forma tedesca è lunga 109 cm. Sulla guardia dell'Elsa, di ottone argentato e finemente lavorata, è inciso il nome di Marquardo von Randec insieme alla data della sua investitura patriarca d'Aquileia, 6 luglio 1366. La cerimonia si svolge ogni anno il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, dentro il maestoso Duomo dedicato a Santa Maria Assunta. L'edificio imponente ed elegante fu iniziato nel 1458 da Bartolomeo delle Cisterne da Capodistria. L'altare maggiore del XVIII secolo è ornato dalla 200esca pala d'argento di Pellegrino II. Ogni anno il Duomo è gremito di gente in attesa delle 10:30, ora in cui comincerà la cerimonia.
La messa Mater Amabilis del maestro Antonio Foraboschi è a tre voci miste ed organo. L'esecuzione dei canti è affidata al coro Antonio Foraboschi, cappella musicale della Basilica di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli. Il maestro è Giuseppe Chiabudini, l'organista Antonio Qualizza. Questa, del 6 gennaio 1994, è la terza esecuzione assoluta. La prima ebbe luogo il 16 luglio 1950 per la celebrazione della prima Santa Messa del neosacerdote Bernardino Canciani. Il diacono si prepara per l'epistola che viene cantata con un'antica e suggestiva melodia di origine aquileiese. Si tratta del capitolo 60 del libro del profeta Isaia, ove si preannuncia alla città di Gerusalemme un tempo favorevole e un futuro luminoso. Allora tutti i popoli della terra faranno riferimento a Gerusalemme per vivere nella giustizia e nella pace. La potenza e l'influenza del patriarcato d'Aquileia spinsero ad una produzione musicale locale dalla quale Cividale non rimane esclusa. Alcune melodie aquileiesi sono perciò autoctone, altre si agganciano al movimento culturale europeo che aveva trovato una sua unità con Carlo Magno. Il diacono si appresta ora a cantare il brano del Vangelo. Il brano del Vangelo di Matteo descrive l'arrivo dei sapienti venuti ad adorare Gesù, il Re dell'universo, fragile bambino, luce per l'umanità di allora e di oggi, luce per noi ripiegati nell'oscurità dell'egoismo, dell'edonismo, dell'individualismo, tanto esasperato da renderci sempre più indifferenti verso gli ultimi, i più bisognosi. Secondo un'antichissima consuetudine liturgica, il diacono, prima di cantare il Vangelo, incensa il sacro libro posto sul leggio, mentre i fedeli si preparano ad ascoltare la parola di Dio. L'Evangelario è un codice del XV secolo. La parte anteriore racchiude la scena della crocifissione. Gesù è affiancato da Maria e Giovanni in atteggiamento di profondo dolore. Il contenuto fu ricopiato da un testo più antico da un presbitero, Valerio d'Alba, nel 1433, quando era vicario curato della chiesa di Santa Maria di Corte, sita non lungi dal Duomo. La scrittura è in gotica libraria con titoli rubricati. La copertura in lamina d'argento sbalzata con tracce di doratura è del XIII secolo e sembra anteriore al manoscritto che racchiude. Il diacono si appresta a salutare di nuovo il popolo.
di foggia cinquecentesca e di cuoio. Riccamente decorato ha come cimiero un dragone e sulla fronte, tra due campi rossi ed in mezzo ad una foglia d'accanto, reca l'immagine di Maria Assunta, titolare della basilica, e reso ancor più appariscente da piume di color rosso, bianco, giallo ed azzurro. Ora il diacono canterà l'annuncio della Pasqua. Ora l'arciprete celebrante, il parroco Monsignor Luigi Modotti, si prepara per l'omelia, nella quale, oltre a salutare le autorità e i numerosi presenti, proporrà di riflettere sul significato dell'attualità del messaggio epifanico nella cornice di questa particolare celebrazione, richiamando alla coerenza della vita cristiana per seguire la stella, la luce che porta a Betlemme, prendendo coscienza delle troppe distrazioni che ci distolgono dall'essenziale, sete di autoaffermazione, di potere, di ricchezze e soprattutto di interesse personale. Per quanto riguarda la Messa dello Spadone, che sono stato chiamato a presiedere da 5 anni a questa parte, intendo sottolineare l'aspetto liturgico. Va posto in rilievo che è sempre celebrazione dell'Eucarestia, lode e ringraziamento a Dio con il memoriale del sacrificio di Cristo morto e risorto. Va rimarcata la solennità che si celebra con tutta la Chiesa, l'Epifania, nella quale lodiamo il Signore che si manifesta non solo a pochi privilegiati ma al mondo intero, e non va dimenticata la storia della Chiesa di Cividale, nella quale ci si innesta in modo particolare con questa celebrazione. Storia di fede, seppure contrastata o vissuta non sempre in maniera cristallina alla luce del Vangelo, storia di peccati, storia di contraddizioni da non rinnovare ai giorni nostri, specialmente se legati a violenze e soprusi su innocenti e deboli. La presenza dello Spadone in questa celebrazione, non chiarita dai tanti tentativi di studio appositamente eseguiti, domanda a noi di saper celebrare e soprattutto vivere nella dimensione rinnovata dei nostri tempi tragici e allo stesso tempo carichi di speranza, di vivere atteggiamenti di pace, di armonioso rapporto fra di noi e nella natura, gettando via nostalgie di potere e armandoci, fra virgolette, di pazienza, di volontà di ascolto e di dialogo per vivere e non solo celebrare la lode al Signore, Dio della pace. Mentre si prepara l'altare per la liturgia eucaristica, come di consueto, alcuni incaricati passano tra i fedeli a raccogliere l'offerta che sarà devoluta ai bisognosi. Ho rintracciato qualche anno fa nella biblioteca capitolare una memoria per le funzioni che si fanno nell'insigne collegiata di Cividale, datata 1857, dovuta all'abate Giovanni Battista Candotti, insigne compositore di musica sacra. Un cerimoniale antico, scrupolosamente osservato per tutto l'anno ecclesiastico. Sotto la data del 6 gennaio, dopo aver spiegato come si doveva procedere per la celebrazione della messa epifanica, il Candotti ci rivela che nel 1849 per le vicende politiche si sospese l'uso dell'elmo e della spada. E ancora, aggiunge, non si è ripigliato, tutto il resto rimane. Le vicende politiche a cui allude il Candotti si riferiscono ai moti del 1848 contro l'amministrazione austriaca.
dopo 9 anni, nel 1858, le autorità permisero di riprendere la sacra funzione con l'uso della spada e dell'elmo. Al di là di ogni aspetto coreografico legato ad un'antica tradizione, i fedeli convenuti sono invitati a prendere viva coscienza che l'Eucaristia è il centro di unità e di irradiazione dell'intero mistero cristiano. In essa tutta la storia della salvezza si riassume e si attua. Istituendo l'Eucaristia, Gesù istituì la Chiesa e dalle origini egli la volle dotata di 2 lineamenti fondamentali al di là di ogni organizzazione giuridica, quelli appunto che fanno di essa un'assemblea cultuale ed una fraternità universale. Qui gli elementi naturali coltivati dall'uomo vengono trasmutati nel corpo e nel sangue glorioso di Cristo, in un banchetto di comunione fraterna che è pregustazione del convito del cielo. L'Eucaristia dunque è pegno di speranza e viatico per il cammino del mondo. Non si conosce con esattezza l'origine della tradizione della messa dello spadone. Con certezza però possiamo dire questo, che quella spada, con la quale che, diciamo così, è l'elemento di fondo di questa cerimonia così significativa, trova il suo inizio certo appunto con il patriarca Marquardo di Randec. La spada infatti a lui era stata donata proprio il 6 giugno 1366. Sappiamo poi che questa cerimonia si è sempre ripetuta, tradizionalmente ripetuta fino ai nostri giorni, e io mi auguro che continui. Il simbolo in antico era una tavoletta che veniva spaccata a metà. Con l'andare degli anni, se qualcuno portava metà della tavoletta e combaciava, voleva dire che era un amico. Noi con la messa dello spadone abbiamo metà tavoletta. Ci manca il significato. Si è perso lungo il corso degli anni e dei secoli. Abbiamo bisogno di riprenderlo e di metterlo dentro un significato che valga per oggi. Il significato del passato è importantissimo, il significato del presente deve essere altrettanto importante. Se è durata per tanti secoli, vuol dire che aveva parlato molto. Il popolo aveva già riempito tutto questo con un suo messaggio, con un suo modo di vedere, e diceva che alla fine si tagliava il carnevale. Noi oggi potremmo rifarci alla Bibbia, all'Apocalisse, alla spada
che esce dalla bocca di Cristo, che arriva alla giuntura delle midolla e delle ossa, per dire che la parola di Dio che ascoltiamo in chiesa ci aiuta ad arrivare fino all'intimo di noi stessi. Solo così quello che il passato ha dato non è un rito ma un simbolo, e noi riusciamo ad unirci a quel passato perché è la stessa fede che ci unisce, e la tavoletta torna ad essere integra, torna ad essere visibile.